benvenuti alla presentazione, diciamo, del romanzo autobiografico della testimonianza di Cristiano Altieri, dal titolo Alla fermata. Un libro molto intenso e molto, direi, utile, perché poi i libri, diciamo, devono essere utili, cioè devono comunque avere qualcosa che poi ti lasciano dentro dopo che hai finito di leggerli, no? Spiegaci un po' il titolo Alla fermata, che cosa significa secondo te? Sì, alla fermata ho preso spunto da un episodio che mi è capitato di osservare, diciamo, a più riprese, cioè quello che accade quando una volta un handicappato, insomma, su una sedia a rotelle doveva salire sull'autobus, quindi l'autobus si è fermato e ha fatto un segno all'autista dell'autobus ha fatto uscire la pedana mobile e così l'handicappato sulla sedia a rotelle è riuscito a salire sull'autobus, però chiaramente da solo non poteva farcela, per cui più persone, insomma, si sono prodigate ad aiutarlo per farlo salire. E quindi in qualche modo la disabilità in quel caso ha suscitato nelle persone un gesto di generosità, insomma, di solidarietà, di altruismo. Un'altra volta invece stavo sull'autobus e mi è capitato di vedere che c'era una persona che in pratica parlava da sola, quindi diceva tutte frasi senza senso, un po' trasandate, insomma, nell'aspetto, nel vestire. E quindi la gente che faceva? La gente rideva, e la gente faceva anche delle battutine. Quindi in qualche modo questi due episodi li ho messi a confronto e quello che ho detto è, in fondo tutte e due queste persone sono dei disabili, cioè sia la persona che sta sulla sedia a rotelle che questa persona che parla da sola, in realtà sono dei disabili. E allora perché nei confronti del primo c'è stata subito la solidarietà e nei confronti del secondo invece lo scherno, la derisione? E quindi ho pensato che un po' è quello che l'altro ci rimanda. Che cos'è che ci rimanda una persona che appunto ha dei problemi di carattere psichico? Ci rimanda proprio questo, che chi perde la testa perde tutto. Cioè chi non ragiona, chi comunque ha dei problemi di carattere psichico non vive, perché non può avere un lavoro, non può avere delle relazioni sociali, non può avere, perché no, una storia d'amore con una persona. Quindi è una persona che si chiude completamente in se stessa e perde di vista la realtà. E questo però non tutti riescono a capirlo, anche perché la persona che soffre, insomma, un disagio psichico vive la sua malattia con un forte stigma, si vergogna di quello che prova. Quindi con questo libro, diciamo, che ho cercato non solo di testimoniare quello che ho sofferto, ma anche quello, soprattutto, di sensibilizzare le persone verso questa problematica. Però alla fermata, secondo me, vuole anche significare qualcos'altro, perché il libro è un percorso, si parte da una fermata e si arriva ad un'altra fermata, Sì. si arriva cambiati, Sì. come si dice, no? Non è importante dove arrivi, è importante il viaggio. Ecco. Per te è un viaggio che è riuscito a riabilitare una situazione comunque che all'inizio era appunto drammatica, come si legge anche dalle prime pagine del libro. Quindi quanto è stato importante per te scrivere questo libro, e pensi che possa essere più utile a te averlo scritto oppure a una persona che lo leggerà? Sì, io penso che appunto alla fermata ho voluto prendere spunto non solo, insomma, da questi due episodi messi a confronto, ma anche per dire che una persona che comunque ha un problema psichico si trova alla fermata, cioè sta fermo, quindi ha una posizione, diciamo, di immobilità, però nel contempo è anche una posizione che indica un movimento, perché comunque stare alla fermata vuol dire sì, sto fermo, però sto in attesa che qualcosa cambia, perché comunque l'autobus prima o poi arriva. Quindi diciamo che il difficile è riuscire a prendere questo autobus, cioè a salire sull'autobus e fare un percorso. Non ci sono altre domande? Prima di fare il brindisi volevo leggervi una poesia di Billy Collins. Questo poeta della dinastia Sung è così infelice. Il vento sospira tra gli alberi, un cigno solitario passa là in alto.
e lui è solo nella sua barchetta sull'acqua. Se soltanto apprezzasse quanto me la vita nella Cina dell'undicesimo secolo, niente cartoni animati a tutto volume in tv, niente musica da Chemoncino dei gelati, solamente il richiamo orgoglioso degli uccelli e lo scorrere regolare di un orologio d'acqua.